The region of Friuli Venezia Giulia has committed €1 million to repair a historic stone wall that collapsed on Via Giulia in Trieste following last weekend's storms. Viviamo una stagione nella quale la conseguenza dell'evento meteorologico espone a situazioni di crisi che noi stiamo fronteggiando punto dopo punto. La Regione ha investito centinaia e centinaia di milioni di euro nella messa di sicurezza del territorio nel corso di questi anni, davanti a eventi meteorologici che hanno modificato il loro impatto, perché noi stiamo assistendo a fenomeni che sono puntuali, violenti e circoscritti. Adesso noi stiamo lavorando a decreto. Ieri mi è arrivata ho concordato con il sindaco di piazza il nostro intervento. Ieri ho visto il quadro economico che il comune mi ha mandato. Adesso provvederemo a fare un decreto d'urgenza e daremo al comune le risorse pari a €1 milione in modo che possano fare l'intervento di ripristino e riqualificazione e messa in sicurezza di quella che è il versante che è crollato. Quindi